Facciamoci una pausa da Pino Daniele, ma rimaniamo abbondantemente nella musica perché insomma ho qui due amici che sono venuti a trovarmi, uno in particolare parlante, che è Massimo Ferrari. Buongiorno Massimo. Buongiorno a te, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Massimo è accompagnato da Andrea Libera, che salutiamo ovviamente, il progetto DAM 011 e non solo. Massimo, tu hai fatto un sacco di chilometri per arrivare qui, perché insomma tu arrivi dalla Svizzera, dove risiedi, giusto? Sì, risiedo in Svizzera. Però sei siciliano, Sono cioè siciliano. allora tu sei di origine siciliana, sei nato in Germania, vivi in Svizzera. Guarda un po' che Devo fermare un po', cioè, perché veramente... Libero di sognare, siamo liberi e siamo ancora vivi. E chi ci fermerà? Ho provato a fare 1 miliardo di mestieri, ma alla fine mi ritrovo sempre a cantare. Senti, ma tra tante cose fortunate che ti sono accadute e piacevoli, poi hai avuto anche questo incidente spiacevole di conoscere Andrea Libera. Com'è successa Ma questa sai, cosa? è stato in effetti un incidente, ci stava la risatina, ho avuto un incidente di percorso, ma voglio dire, abbiamo partorito sicuramente qualcosa di molto positivo, molto bello, primis perché ci crediamo noi, ma poi ovvio la gente, e sono le radio come voi, la gente che comunque poi ci dice il sì o il no definitivo, però voglio dire, abbiamo messo su veramente qualcosa di molto carino e che vogliamo far ascoltare con grande entusiasmo. Allora, avete realizzato una traccia che si chiama Sì. Liberi di amare, che stiamo per ascoltare, ma è l'inizio di cosa? È l'inizio di un disco che già è pronto, che si intitola Eccomi, anticipato da 3 puntini che hanno un significato importante. Eccomi perché da qui riparto. Riparto perché vengo appunto da grandi collaborazioni in giro per il mondo, Ivana Spagna, Tony Esposito, insomma, un sacco di cose. Sono alcuni dei nomi, Sì, perché, un sacco di cose, però eccomi, adesso mi voglio presentare al mio pubblico, all'Italia, ci vogliamo provare con le cose fatte bene, come si fa in Italia, ecco. Allora, Massimo Ferrari featuring Andrea Libera, ovviamente un pezzo bello rock, no? Insomma, Sì, è un bel pezzo che Andrea... È una ballad, della cosiddetta ballad. Sì, Andrea ha fatto il testo, ispirato alla grande Mia Martini, era un pezzo destinato a Sanremo per gli stadi, poi lo hanno passato a noi e lo dovevamo portare insieme con Loredana Per-te, ma come ha detto ieri in trasmissione Andrea, dice, quando si inizia a parlare con la Per-te finiamo fra 3 anni per definire... grande personaggio. Però questo pezzo anticipa. Ascoltiamo Liberi di amare. Che voglia ho di te. Siamo liberi. Siamo liberi, liberi di dare, liberi di gridare. Siamo liberi, liberi di volare. Che voglia ho di te. Ancora Massimo Ferrari, Andrea Libera, in bocca al lupo, tornate a trovarci. Bene, A grazie presto, a Radio Marte, a grazie a presto, Radio mi Marte. raccomando. Io ringrazio fate bravi. Gigio, ringrazio che sei un grande professionista, No, ho sei avuto molto gentile, modo di Massimo. conoscerti Io- ieri, tutta la redazione. Io ti ringrazio e ti dico fai attenzione Andrea Libera, veramente fai attenzione. Lo so, c'hai ragione. Terrò conto dei tuoi consigli. Ciao a tutti i Scherziamo. radioascoltatori. Ciao Massimo, ciao Andrea. Ciao ragazzi. Pubblicità, tra poco. Ok.